La Chiesa oggi celebra San Domenico. Il nome Domenico ha origine latina e significa destinato a Dio. Il 20 dicembre si celebra la Giornata internazionale della solidarietà umana. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005, identifica la solidarietà come uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbero essere alla base delle relazioni tra i popoli. Nel 2002 l'Assemblea Generale ha istituito il Fondo Mondiale per la Solidarietà con l'obiettivo di sradicare la povertà e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei paesi in via di sviluppo, in particolare tra i segmenti più poveri della popolazione. Questo giorno ci offre l'opportunità di promuovere l'empatia e l'inclusione, incoraggiando la consapevolezza delle sfide che affrontano le comunità di tutto il mondo. Condividere storie, esperienze e risorse è fondamentale per costruire ponti tra le diversità e creare un mondo più giusto e sostenibile. Un'equipe di camici bianchi uniti dalla comune esperienza in disumani teatri di guerra e in contesti sconvolti da cataclismi. Il 20 dicembre del 1971 decise di inaugurare una nuova era della medicina umanitaria, dando vita in Francia a un'organizzazione non governativa che non avesse confini. Nasceva così Medici Senza Frontiere. Nel 1962 la NASA trasformò il Natale in uno spettacolo cosmico. Durante una missione spaziale, gli astronauti Walter Schirra e Thomas Stafford suonarono Jingle Bells utilizzando campanellini nascosti a bordo. Fu il primo concerto natalizio nello spazio. Buon weekend al 12, oggi le quadrature planetarie del Sagittario si fanno un pochino più agguerrite con Saturno e Nettuno, ma siamo alla resa dei conti perché questo significa solo che ci sarà una soluzione per alcuni e una liberazione per altri. Vediamo un po' cosa dicono i pianeti. Ariete, ebbene per voi con quel Marte acceso e quei trigoni dal Sagittario tutto va bene in amore e nella passione, solo avrete il tempo di progettare delle ambizioni lavorative che richiederanno un pochino di analisi. Toro, per voi la giornata oggi è una giornata più serena. Urano viene tenuta a bada dagli altri pianeti zodiacali che tendono invece a gestire un po' meglio gli imprevisti, qualche amico che arriva da lontano, un conto alla rovescia verso una qualche reunion a cui tenevate tanto. Marte in Capricorno vi sta dando forza e coraggio e tra poco arriva anche il Sole. Gemelli, per voi oggi vi si raccomanda sempre di non essere troppo precipitosi nelle valutazioni, è un tempo di osservazione questo, un tempo meditativo, lo zodiaco consiglia di non fare operazioni avventate o distinto. Cancro, per voi oggi la luna transita da Sagittario a Capricorno, quindi si fa una luna molto razionale, seppure d'opposizione, si compierà nuova domani e celebrerete un po' un riavvio del vostro percorso amoroso e affettivo. Qualcuno è in partenza. Leone, la vostra giornata oggi si avvale ancora di una luna in mattinata che vi strizza l'occhio e se ne va. Vi lascia con Venere e Mercurio a dialogare in amore per capire finalmente una volta per tutte cosa dovete fare con il partner. Vergine, per voi oggi è una giornata che esclude la Luna dal gruppo di delatori planetari che a volte vi voleva un po' nervosi, per cui oggi vi rimangono un po' di cose da fare in arretrato lavorativo, ma Sole, Luna e Marte cominciano a essere dalla vostra parte a incoraggiarvi verso un romantico Natale. Bilancia, per voi oggi la luna è un po' traditrice, si sposta in Capricorno, vi fa abbassare l'umore, con Marte pure, vi fa pensare che comunque non avendo ottenuto ancora nulla di concreto possiate esservi sbagliati i vostri irragionevoli dubbi, siate un po' più sicuri e fiduciosi verso il destino, vedrete non vi deluderà. Scorpione,
La vostra giornata oggi vede nel pomeriggio passare una luna molto amica e molto complice e comunicativa a muovere un po' la passione e soprattutto anche a farvi dialogare con il partner dandovi delle sicurezze. Sagittario, la luna oggi abbandona i vostri gradi e quindi oggi sarete un pochino più stabilmente emotivamente solidi. Per cui dovrete cercare invece di razionalizzare meglio l'azione economica e lavorativa e anche fare un salto dal consulente. Capricorno, arriva la luna a dare emozione a un Marte che sì, vi vuole forte ed agguerriti, ma che vi vuole anche dolci e passionali. State mutando molto in questo periodo e state trasformando un po' la vostra natura da guerrieri in eroi. Acquario, a proposito di eroi intellettuali, il Mercurio è finalmente smarcato da cattivi aspetti e potete coinvolgerlo nelle vostre nuove balzane idee. Venere e la Luna stanno facendo di tutto per supplicarvi, per dare ascolto al vostro cuore e lasciarvi andare un po'. Pesci, oggi la Luna ridiventa amica, quindi seppur ancora siamo in pieno caos, le emozioni, l'affetto, l'amore e la passione saranno comunque il giusto correttivo di una giornata veramente stancante. La vita è meravigliosa, film tra i grandi classici del periodo natalizio. Venne proiettato per la prima volta nelle sale americane il 20 dicembre del 1946. Diretto da Frank Capra, venne premiato con 5 candidature agli Oscar, riuscendo a conquistare il Golden Globe per la migliore regia. Quando qualcuno vi critica, ma poi si comporta peggio di voi, potete sentirvi liberi di dirgli: da che pulpito viene la predica? Questo modo di dire deriva dall'ambiente religioso, quando i preti facevano sermoni da un pulpito, di una sorta di altare, per rimproverare i fedeli. L'idea è che chi critica gli altri dovrebbe prima guardare a se stesso, specialmente se è il primo a sbagliare. Il matto del giorno è Benito Lorenzi, detto Veleno, calciatore dell'Inter degli anni 50. Fu lui a coniare il soprannome Marisa per Giampiero Boniperti ed era solito colpire gli avversari più alti di lui in modo scorretto per poter competere nei contrasti volanti. Nel derby del 1957 fu assegnato un rigore al Milan. Mentre l'arbitro era distratto, Veleno si fece dare mezzo limone e lo piazzò sul dischetto sotto il pallone. Cucchiaroni tirò e lo buttò fuori. Ci salutiamo con la frase del giorno. Amare è così breve, dimenticare così lungo. Nonostante possa portare ad effetti collaterali non desiderati, vivete sempre l'insegna dell'amore. D'altronde è quasi Natale e si sa, a Natale si è tutti più buoni. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Ci vediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.